Amici di Bella Sicilia, questa è la frinza condita. Pane rigorosamente fatto in casa. Lo mettiamo in un piatto, lo bagniamo leggermente con acqua. Adesso togliamo l'acqua e viene condito. Ora mettiamo un pochettino di sale sul pane, olio delle mie olive extravergine. Abbiamo messo l'olio. Ora mettiamo un pochettino di origano, facendo così. E adesso mettiamo i pomodori. Una volta che abbiamo uscito il pane, questo viene tagliato e poi viene rimesso in forno. Più disidratato è meglio è. E noi la chiamiamo la frinza. Adesso mettiamo un altro pochino d'olio, aggiungiamo un altro pochino di sale, un altro pochettino di origano. Ora, per completare, per dare un po' più gusto, mettiamo un po' di peperoncino. Lo mettiamo a piccole dosi perché questi pizzicano parecchio. E il pane è pronto per poterlo gustare. Questa era la mia colazione da bambino. Non c'erano biscotti o altro, c'era questa, la frinza, il pane duro, andava a finire nel latte. Questa era la nostra colazione.